Calogero era certamente un uomo di Dio, un uomo che veramente ha saputo accogliere la chiamata che il Signore gli ha fatto in forza del battesimo, un po' quella chiamata che abbiamo tutti noi, solo che San Calogero si è distinto nel modo di procedere, ecco, nell'arco della sua vita ed è stato sempre fedele a questo richiamo di Dio di essere santi. Il dono della santità non è qualcosa che riguarda solamente alcune persone, come dire i VIP, e gli altri invece no, la santità è un dono che il Signore fa a tutti chiamandoli ad essere suoi figli ed è quanto si è realizzato in noi attraverso il sacramento del battesimo, ci ha dato anche l'abito nuziale. Essere santi. Nell'Antico Testamento, nel libro del Levitico, troviamo la parola di Dio che dice siate santi perché io il vostro Dio sono santo. E quindi l'invito alla santità. Certo, San Calogero ha dato la sua risposta e quando noi celebriamo la sua festa è un invito che il santo ci vuole fare dicendoci io ce l'ho fatta, ce la potete fare anche voi. Io sono un salvato di Gesù, io sono niente senza Gesù. Gesù è tutto, è il tesoro nascosto che noi abbiamo trovato e che vale la pena spendere tutto per averlo, è la perla preziosa che abbiamo avuto la fortuna di trovare nella ricerca. Ecco, San Calogero ha capito realmente che il tesoro prezioso, la perla preziosa è Gesù. E nell'arco della sua vita, attraverso l'esperienza mistica di contemplazione, di preghiera, di essere sacerdote, così secondo il cuore di Gesù, ha saputo dimostrare a tutti che è possibile vivere la santità non solamente estraniandosi, allontanandosi, che so, in un eremitaggio, come è accaduto anche a San Calogero, però non ha fatto solamente lui l'eremita oppure solamente contemplazione, quanto ha saputo compiere nella contemplazione di ascolto, nell'ascolto della parola del Signore, l'ha saputo poi testimoniare nella vita quotidiana, che era relazionarsi con gli altri, in modo particolare con il prossimo. E se lo ricordiamo per il pane che viene donato in questi giorni, se lo ricordiamo per il pane che viene anche gettato dai balconi o dalle finestre, è perché San Calogero ci ha insegnato ad essere pane condiviso. Gesù è il pane che si è fatto, come dire, nutrimento per noi, la sua vita, nostro nutrimento. San Calogero, ecco, si è fatto come Gesù pane spezzato e quindi non solo ha donato agli altri, agli ammalati, ai sofferenti, tutta la sua attenzione, ma ha portato anche il pane, sfidando la paura del contagio per quello che stava avvenendo nelle città e quindi è stato vicino alla gente. Ed è quanto San Calogero vuole dire a tutti noi. È bella questa religiosità popolare che si vive ad Agrigento, a Porto Empedocle, in altre città anche della nostra provincia. Però questa religiosità popolare, a cui io credo, è che va sempre evangelizzata, mai ecco, allontanata oppure dire niente, togliamola di mezzo. Dobbiamo evangelizzarla. Proprio stamattina venendo il santo a fare visita all'inizio della giornata, che è venuto proprio davanti alla mia chiesa, alla gente che mi ascoltava, ho fatto un po' di forza per farmi ascoltare, però un bel po' di gente mi ascoltava e questo mi ha fatto piacere e ho detto che San Calogero ci ricorda di andare verso Gesù. Lui è niente senza Gesù, non è un idolo da mettere in alto oppure fare la processione, è la sua immagine, quando portarlo anche attraverso le nostre strade, ha un significato che è quello di portarci a Gesù. E quindi San Calogero, che è sacerdote, ci dice ascoltate la parola del Signore, accogliete il messaggio di Gesù che è il messaggio più importante, l'amore, amatevi così come io ho amato voi, e poter nella religiosità popolare dire queste cose, predicare alla gente questo messaggio così importante, significa un pochino far crescere
la nostra popolazione in una religiosità che non è fatta solamente di cose secondarie, di cose esteriori o il baccano della processione, ma quanto invece un capire che San Calogero ci invita a vivere una religiosità in profondità, non superficialmente, ma trovare Gesù e camminare dietro Gesù che ci porta a Gerusalemme. Non è un facile cammino andare verso Gerusalemme, ma è un cammino che è quello di Gesù ed è anche dei suoi discepoli. E Gesù ci dà la mano per andare verso Gerusalemme e vivere anche noi quella Pasqua che è la Pasqua di Gesù, la Pasqua di San Calogero e anche la Pasqua che deve esserci per tutti noi.